Particolarità del Polesine, noi stiamo celebrando il Polesine in tutte le maniere. Un amico della Germania ci dice: cos'è la Repubblica di Bosgatia? Io non sapevo neanche esistesse, guardo su internet, vedo che il luminario di questa cosa è il professor Manzoli. Ci dica cos'è la Repubblica di Bosgatia. Intanto l'ho imparato anch'io dai tedeschi. Ah, sì? Da giovane pescavo sul Po, è arrivata una barca lì e accostato con una cartina nautica della zona. Dov'è questa? E io in effetti non lo sapevo, e da lì ho iniziato a studiare. È una storia fantastica del professor Salvini, famosissimo slavista italiano, che ha conosciuto la signora Matelda, che era la moglie di Nino Catozzo, il musicista. C'era la figlia del musicista, li ha conosciuti, si sono innamorati, dopo è venuto qua nella residenza di campagna del maestro Catozzo e qua ha fatto partire a 1 chilometro circa da questa zona la Repubblica, che è una repubblica di fantasia dove trascorrevano un paio di mesi l'anno a contatto con la natura, erano vietati i grammofoni, i giornali e soprattutto erano analfabeti, voleva dire che rendeva tutti uguali in nome dell'alfabetismo, non c'era il dottore, il professore, l'ingegnere, ma tutti amici che vivevano a contatto con la natura e con il fiume. È un precursore del parco del Delta del Po, in effetti. Io onestamente lo vedo un precursore di un'altra cosa. Dal 46 al 55 è stata questa Repubblica. È un precursore degli hippie, nel senso che allora noi, io sono polesano come lei, siamo famosi, tutti ci dicono che abbiamo una marcia in meno, io dico che abbiamo una marcia in più, abbiamo anticipato Woodstock certo. 70 anni fa. Ma abbiamo anticipato anche altre cose, la Mail Art, secondo molti la Mail Art nasce nel 1961 con un gruppo Flexus americano, in realtà l'ha inventata Salvini, che spediva le lettere, creava francobolli della Repubblica, ha inventato le monete, quindi si divertiva a disegnare le vecchie cartoline postali e quindi c'era tutto un grosso legame, ed anche gli hippie ovviamente, no? Perché si viveva chiaramente solo con la natura. Ma pensate che c'era anche la moneta che era il scievalo. Il scievalo, i francobolli. Spieghiamo cos'è il scievalo. Il scievalo è il pesce. Il scievalo è il cefalo, è il pesce, quindi il scevaloro è uno dei pesci pescati lì sul fiume d'estate. Poi andavano a caccia dello storione, e lo storione in realtà è il bosgatto, è il maiale, come il maiale di terra anche lo storione si muove sul fondo, e quindi lui equivocava molto su maiale di terra e maiale del fiume, che era lo storione, che negli anni 40-50 era molto pregiato e veniva pescato soprattutto a pila, ma risaliva anche il fiume e quindi lo si ritrovava anche qua da noi. Diceva Salvini: non è che ne prendiamo tanti, perché era anche difficile fare la pesca allo storione. Allora poi era considerato il pesce tutto calcio, nel senso che chi lo prendeva vinceva, era come poteva campare una vita. Addirittura a pila i pescatori di storione, quando non lo prendevano, non andavano a pescare altri pesci, perché dicevano: pesci inferiori andiamo ad offendere lo storione, e quindi solo storioni, rischiavano di soffrire la fame ma di non pescare altre cose, solo storioni. Allora guarda, io sto facendo un programma che si chiama Made in Polesine, qua mi devi fare una promessa: quando ho bisogno di qualche notizia la vengo a trovare. Certamente, sempre a disposizione. Mi fa piacere. Allora, Repubblica della Bosgatia è una cosa che io non sapevo, ma è una storia straordinaria, ante litteram degli hippie, di Woodstock, tutti i vari movimenti. Noi in Polesine siamo troppo avanti. Certo, molto. Bisogna però che lo sappiano anche i polesani. Che noi ci piangiamo sempre addosso. È vero. Ci portiamo sempre l'etichetta di alluvionati. Basta, c'è stata l'alluvione, ma oggi siamo un'altra cosa. Abbiamo un parco meraviglioso, abbiamo un territorio eccezionale, dei prodotti della cucina polesana che non hanno nulla da invidiare a nessuno. A Papozzi abbiamo anche l'Accademia del Tartufo, quindi siamo... Di cui lei è presidente? Sì, siamo produttori anche del tartufo, e da noi, a differenza di altri luoghi, si fa tartufo tutto l'anno. Allora professore, questa qua è una promessa, lei ci deve, ogni tanto la chiamo, lei sa che non c'è niente da prendere. Assolutamente, è la mia filosofia. Anche la mia. Il signor Braga Giuseppe, lei ha conosciuto dal vivo la Repubblica? Vista nascere? Sì.
una cosa meravigliosa e una fratellanza che era una cosa incredibile. Quanto si divertivano? Ma non si può definire cosa si divertivano e come. E chiunque arrivava era fratello. Abbiamo detto che erano più tipo gli hippie. C'era anche l'amore libero, c'erano le donne anche in questa. Ma guarda, donne come c'era una giornalista che era l'Emilia Contini, che è morta da pochi anni, che l'ho conosciuta dentro lì, era un'altra cosa meravigliosa. Ma altre donne dentro, si andava e tornava, la mattina chi uno andava era fratello e la sera andava ognuno per conto suo, c'erano le tende per quei fissi. Proprio un grande divertimento. Ma era una cosa, fratellanza. Addirittura un giorno sono rimasti a fare i cuochi due che partecipavano lì, che erano tedeschi, e hanno fatto tutti i calcoli matematici per fare la pasta asciutta per tutti. L'hanno fatta per 3 giorni. Per dire che è molto meglio la saggezza popolare che il tecnico a computer. Popolare, perché il cuoco le mio suo andava via la mattina, andava a fare la pesca a straccio con le reti e tutto, e loro gli stavano a fare i cuochi. Va bene. Allora, lei ci diceva anche un aneddoto del professor Salvini, questo personaggio stranissimo e straordinario. Quando sta il bombardamento del ponte sul Po, le bombe che andavano in acqua gli ha intontito tutti i pesci che erano vicini, no? E allora siamo partiti, lui con le barche, in altri col cavallo e il carretto, andare vicino alla riva e portavamo su sto pesci e abbiamo riempito il carretto, e poi con lui presente siamo andati a distribuirlo per la città. E lui, la gente le voleva dare una piccola offerta che non aveva niente, lui diceva: date ai vostri figli che io ho stesso da vivere, e siamo andati a dividere i pesci per tutta la città. Con la professoressa Chiara Crepaldi e con i titolari di Corte Milana. Chiediamo prima a lei, cultrice del Polesine, lei prima ha affermato, io del Polesine so tutto. Lei sapeva di sta cosa qua, della Repubblica di Bosgattia o cosa? Sì, sapevo, perché è una tradizione interessantissima, oltre che un'esperienza unica, credo, e ci siamo interrogati, abbiamo fatto anche un convegno qualche anno fa con la Minelliana sul significato, che può essere anche attuale, di questo mondo, di questa Repubblica, di queste regole che valgono per una piccola comunità. Il professor Dimer Manzoli è stato gentilissimo, ci ha fornito anche informazioni, materiale, testimoni ancora in vita, quindi è veramente uno stimolo storico per riflettere su questo tipo di esperienza che il Polesine, forse non so se fuori è conosciuta, ma qui da noi veramente ha un significato che ancora oggi è vivo. Io dicevo, professore, l'ho saputo da un amico tedesco che celebrava questa comunità come anticipazione degli hippie. Dicevo, noi in Polesine siamo troppo avanti, perché non ne siamo consapevoli? Ma è un problema di carattere generale, quello del Polesine e della consapevolezza. Io non voglio fare la solita lamentatio perché non sta bene, ma devo dire veramente che potenzialmente, se avessimo giovani, belle menti che prendessero, come in questo caso, in mano le nostre ricchezze, le nostre potenzialità, saremmo veramente più avanti, perché l'ambiente, perché la storia, non ci manca nulla. Il museo, avremo l'apertura, è il primo giorno di questo museo dedicato alla Repubblica di Bosgattia. Dedicato alla Repubblica perché proprio in questo contesto, in Corte Milana e in questo giardino, Luigi Salvini, il promotore e fondatore di questa comunità, passeggiava e guardava verso il Po. Ha visto questa bellissima isola e lì ha introdotto la sua comunità. Dico passeggiava in questo giardino perché ha sposato Matilda Catozzo, quindi figlia del maestro Catozzo, maestro di musica adriese, che in questa casa insomma ha vissuto l'intera sua vita e ha composto anche importanti musiche.